Eccoci cari telespettatori. Allora, prima di tutto vi presento i nostri interlocutori di questa parte della nostra trasmissione. Quindi ben ritrovato Avvocato Salvatore Frattallone, penalista, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. E quando viene l'Avvocato Frattallone parliamo sempre di cose un po' perniciose, difficili a volte da affrontare proprio per i temi che si devono in qualche modo comprendere, però determinanti e importanti, perché sapere, conoscere anche quello che dice la legge, le conseguenze, le ripercussioni di certi comportamenti che possono sembrare così innocui è molto importante per evitare conseguenze e ripercussioni gravi e capire poi cosa scatta anche come meccanismo psicologico, quali possono essere le ripercussioni e le conseguenze per le persone di certi comportamenti ritenuti così a volte innocui o poco dannosi. Con noi a parlarne abbiamo il piacere di avere il professor Luca Sanmicheli, psicologo forense, grazie di essere qui con noi, che è professore a contratto del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. Allora, avete capito, il tema è spinoso, parliamo di minori, parliamo di intelligenza artificiale, di abuso, di utilizzo non proprio di questa intelligenza artificiale a danno in modo particolare di minori ma non soltanto, anche di maggiorenni. Spieghiamo un attimo la situazione, Avvocato, che non è così scontata come pensavamo, perché io ho accennato a questo tema, spiegandolo più nel dettaglio, adesso volevo lasciarle la parola, a diverse persone, anche adulti, e sono tutti rimasti un po' così allibiti, non ravvisando inizialmente una gravità così rilevante, anche dal punto di vista giuridico, oltre che poi andremo a vedere psicologico. Poi bisogna mettersi nei panni di chi subisce o chi fa, no? Certo. Ma allora io penso sia utile raccogliere alcune informazioni base e su questo ci possiamo costruire confrontandoci anche le conseguenze, che poi è la parte che riguarda soprattutto il dottor Sanmicheli. Allora, deepfake è una parola che deriva dalla fusione, o meglio in italiano dalla crasi, tra due terminologie. Una è fake, cioè fasullo, sappiamo usarla le bufale, no? E dall'altro deep, quindi profonda, e quindi le informazioni che vengono mistificate. Deepfake quindi è un sistema per cui vengono alterate, vengono manipolate le informazioni, i dati, i suoni, le immagini, i video, le foto, quindi filmati statici ma anche filmati in movimento, che vengono fatti apparire come reali e quindi appaiono credibili. Questa cosa può avvenire perché oggigiorno con le moderne tecnologie abbiamo dei sistemi per cui l'intelligenza artificiale, dopo aver analizzato le informazioni di una persona, quindi i caratteri somatici, la voce, le inflessioni del volto piuttosto che gli atteggiamenti, alcuni tic, diciamo così, vengono analizzati, elaborati e quindi vengono creati dei contenuti farlocchi, dei contenuti fasulli, che però sembrano veri. Se queste informazioni, queste fotografie, questi video vengono fatti girare, coloro che le ricevono difficilmente riescono a capire che si tratta di contenuti alterati, non veritieri, ma si è indotti per natura a credere che l'informazione che viene fornita sia vera. Uno dice: me la dice il dottor Internet, quindi è vera. E non è così, perché Internet è pieno di fake, è pieno di situazioni fasulle. Ecco, queste cose, quindi queste manipolazioni virtuali di informazioni vere, possono portare effetti, perché si va subito al fenomeno degli effetti, che possono essere, come dire, positivi. Per esempio, si riesce a realizzare un cataclisma, un atterraggio di un aereo in una città per effetti cinematografici, oppure per effetti di puro intrattenimento, per effetti scenici, diciamo artistici, e quindi un uso anche di per sé tendenzialmente innocuo, quasi interessante, però possono provocare una serie di fenomeni che sono negativi. Pensiamo a far credere che la voce
abbiamo sentito già dai giornali, dalle informazioni di queste settimane, molte finte telefonate che sembrano provenire dalla voce di un familiare che ci chiede, che ha urgenza e ci chiede di fare un versamento di soldi. Sono tecnicamente delle truffe, però realizzate telematicamente, perché magari c'è un frammento della voce che è stato elaborato e quindi il risultato finale è assolutamente fasullo. Ecco, e si è indotti a credere che si tratti di una cosa vera. Chi magari ci segue, che ha anche una certa età, magari non ha questa grande dimestichezza, oppure non ha semplicemente questa grande dimestichezza con questi strumenti. Peraltro ci sono delle app che possono essere scaricate, sì, che agevolano molto questo. A costo zero. A costo zero, e a volte fanno dei lavori anche particolarmente simpatici, perché magari una persona che non sa cantare diventa un bravissimo cantante, viene associato, insomma si possono fare dei bellissimi lavoretti. Sì. E quindi non capiscono come questo possa invece andare a danno, perché hanno avuto quell'esperienza positiva. Lei sta dicendo cose invece molto importanti e dannose. Vengono svuotati i conti correnti di alcune persone. Vengono svuotati i conti correnti, vengono effettuati i cosiddetti furti di identità, cioè tutte le informazioni di una persona, le caratteristiche fisiche, somatiche o professionali, vengono completamente prese, consegnate a questo soggetto che è l'intelligenza artificiale, che non è altro che un programma molto sofisticato che li rielabora e li monta con magari informazioni vere. Allora, confrontandoci, prima di entrare tra noi qui fuori dagli studi, stavamo chiacchierando su questo fenomeno e pensavamo che noi lo avremmo chiamato, con la nostra cultura analogica, perché io stesso provengo da questa dimensione analogica, ai fotomontaggi. Magari giocando si ritaglia la foto di una persona, la si incolla su una fotografia vera di qualcun altro, se poi si fa la fotocopia a colori o diciamo in bianco e nero, il risultato è che sembra una foto, però si vede che è un po' rabberciata, insomma, non fatta bene. Invece con la tecnologia che sfrutta i singoli puntini che si chiamano pixel. Per creare delle immagini che sembrano veritiere ma sono assolutamente false, si è indotti a credere che siano vere. Quindi il problema è, regola numero 1, dubitare di queste immagini, di questi video o della voce. Poi, facendo parlare questa persona, più parlano e più ci si rende conto se commettono degli errori, se riescono a rispondere alle domande, no? Ecco, questo sistema quindi viene utilizzato per violare la privacy, quindi per violare la riservatezza delle persone, per ledere la loro dignità, il decoro. Per ottenere qualcosa però. Per ottenere qualcosa, certo, ma anche per ledere comunque l'immagine, pensiamo a fatti di violenza, di vendetta. Certo. Ecco, tra i consociati, quindi tra noi che ascoltiamo un messaggio piuttosto che una comunicazione sui social. Poi ci possono essere vere e proprie estorsioni, le estorsioni a sfondo sessuale, che vengono siglate come sextortion, ma il risultato è sempre quello: se non mi dai del denaro, non me li versi sul conto corrente, divulgo questo video di cui ti mostro un filmato, un frammento. E uno è indotto a fare versamento, quindi cedere al ricatto, perché ha la paura di quello che ne può derivare. Poi ci possono essere frodi o raggiri anche più articolati, ma comunque la conseguenza è che c'è veramente l'artificio che viene elevato a potenza. Certo. Diciamo. Chiedo all'aiuto dello psicologo, in caso forense, vabbè, qui dopo parliamo dell'elemento probatorio, dell'intenzionalità, ma che cosa scatta il meccanismo in chi compie queste azioni? Che sono menti deviate oppure sono dei choice, uno scherzo, perché a volte sono anche molto giovani? Beh, qui bisogna un po' distinguere i piani eventualmente del ruolo dello psicologo forense, perché potrebbe riguardare la vittima di questo tipo di reati, quindi valutare le conseguenze che ci sono state nella persona nel patire questo reato. Invece, se ci vogliamo mettere da un'ottica, se vogliamo, difensiva, perché tutti hanno diritto di essere difesi, capire cosa succede nella testa di chi compie questi reati, che possono essere dei reati molto pratici per ottenere denaro, con l'esempio che faceva l'avvocato Fratallone, o possono anche essere proprio dei reati fatti per il piacere di farle. Ecco, io credo che
come dire, la scala cromatica dei soggetti che fanno questo tipo di reati sia di tutti i colori. Quindi la vita virtuale la vita reale è diventata vita virtuale praticamente. Questo è un problema a monte che ci riguarda tutti prima e a prescindere di questi tipi di reati. Forse abbiamo ceduto troppo della nostra vita reale alla vita virtuale, ma questo sarebbe un tema che potremmo affrontare in un'altra puntata, ma certamente è la problematica a monte di quello di cui stiamo parlando oggi. Certo, no, se parliamo però di giovani, perché voglio dopo avvicinarmi anche alla fascia dei giovani, dei più giovani che sono un po' anche più fragili, più esposti, però sono anche autori a volte di questi giochetti poco piacevoli e producono gravi anche danni e conseguenze. Anche qui cos'è? Cyberbullismo, però sono reati che hanno una connotazione diversa, poi ce ne spiegherà anche bene l'avvocato. Che cosa succede alla mente di questi ragazzi e sono recuperabili in qualche modo, cioè si configurano nuove patologie, perché nella vita reale certe cose non la farebbero mai, non avrebbero mai il coraggio di farlo, però si esprimono al massimo, tra virgolette, in questi altri mondi. Beh, insomma, vediamo che il tema ne chiama continuamente, come dire, altri a catena. È verissimo che molti di questi reati fatti in rete probabilmente non sarebbero fatti nella vita reale, ma questo io credo che se ne renda conto qualsiasi persona che lavori online. Probabilmente patisce un'aggressività che difficilmente patirebbe alla cassa di un supermercato con un contatto personale reale. Quindi ripeto, questa è una problematica che c'è a monte di tutto questo mondo. Nello specifico i reati di cui parlava l'avvocato Frattalone sono poi reati che diventano molto gravi, nel senso che se uno crea dei filmati del tutto inventati che rappresentano la persona in un modo del tutto abnorme, è chiaro che questo produce una lesione nella vita della persona deflagrante. Ecco. Ci sono diversi temi che si collegano. C'è la consapevolezza in chi, e soprattutto nei più giovani, ma anche a prescindere dalla giovane età, che lavorando in questi ambiti c'è ugualmente si provoca una reazione, un danno di vario genere, poi vedremo anche gli aspetti psicologici dopo nella vittima. Ripeto, questa fa parte delle domande, cioè quanto il contatto con il virtuale faccia capire che dall'altra parte ci sia un soggetto reale piuttosto che finto. E d'altra parte il problema che abbiamo sollevato qua rende questo problema legittimo, perché a volte c'è un soggetto reale e a volte è finto, se un filmato può essere creato. Quindi il livello di giudizio di realtà che le persone hanno nei confronti della rete è un problema aperto, ecco, francamente. Resta un problema aperto, perché l'obiezione di molti, leggendo insomma anche dei report che vengono stilati da parte di moltissimi giovani, è non avere, quando ci sono casi anche di cyberbullismo, la consapevolezza che quell'atto, proprio perché fatto sulla rete, avrebbe provocato chissà quale conseguenza, fino addirittura a magari atti autolesionistici da parte delle vittime. Ma la rete ha questo effetto paradossale da questo punto di vista, perché sembra meno grave, cioè come dire, sembra liberare l'aggressività, perché dice tanto lo faccio per finta, ma nello stesso tempo aumentare la gravità delle conseguenze, perché ha, come dire, una diffusione potenzialmente globale. Quindi è questo effetto paradosso della rete, che sembra meno grave, ma in realtà è peggio che non farlo in mezzo a 4-5 amici, per esempio. Manca il rispetto della consapevolezza. Dal punto di vista invece legislativo e giuridico, tante cose sul web ancora non sono state opportunamente, diciamo così, regolamentate. Verrebbe a dire con una parola che non mi piace, però esatto, il concetto regolamentate, sì, esatto. In effetti è abbastanza recente la normativa sul revenge porn, che vorrei ricordarlo per i non addetti ai lavori, in pratica è la diffusione di immagini o video, di foto, di rappresentazioni di persone con situazioni sessualmente esplicite, diffuse senza il consenso della persona. Quindi la persona può aver acconsentito a che siano girate, ma però vengono diffuse senza il suo consenso. La diffusione è una cosa, lo dico per chi ci ascolta, di realizzare una cosa, ma il diffondere infatti è la norma un'altra. Dice chiunque dopo aver realizzato queste immagini o averli sottratti, quindi si risponde di questa cosa, invia, cede, diffonde, quindi la tipico comportamento di diffusione nelle sue più ampie formulazioni,
contenuti o immagini a video sessualmente esplicito senza il consenso della persona interessata, perché se la persona era d'accordo a che fossero diffuse poi non si può lamentare. Certo. Ecco. Allora ne risponde. Poi c'è un comma 2 dell'articolo 612 ter del codice penale che dice però risponde della stessa norma anche colui che pur non avendoli realizzati questi video li riceve e li fa girare. Certo, sì, Quindi sì. è punita anche questa fase 2, diciamo, e si è puniti con la stessa pena. Se questa cosa viene fatta per uno scopo di recuperare denaro, profitto. Ecco. Quindi questo riguarda però video veri. Ecco la faccenda, riguarda video veri. Quindi quel fatto si è realmente realizzato. Prima di passare alla fase 2 di video non tanto veri, lei ha parlato di consenso. Certo. Quindi chiedo a lei, adesso chiedo anche dopo anche al professore. Sì, sì. Il consenso, come si fa a provare il consenso? Perché io posso non consentire e l'altra persona, tanto è un rapporto a due, dice che io ho consentito, e succede spesso di frequente anche questo. Quindi a questo punto qual è l'elemento saliente e l'elemento probatorio? E poi, sicuramente hai centrato il punto, è un problema di prova e quindi ci vuole da un lato le dichiarazioni di chi assume, dichiara di essere la vittima di questi contegni, di questi comportamenti, che però va suffragata con opportuni altri elementi. Quindi ad esempio se risulta che la telecamera è nascosta è diverso che la telecamera fosse visivamente riconoscibile da coloro che erano i protagonisti di questa vicenda, il Decamerone amoroso, diciamo. Vengono girati col cameraman che gira la scena e poi questi video, pur girati consensualmente, vengono diffusi nell'universo mondo, finiscono per essere dei meme piuttosto che spezzoni nei social. Ecco, è diverso che questa persona chieda che siano immediatamente bloccati, c'è una procedura per rivolgersi al garante della privacy proprio per bloccare questi video, quindi evitare che vengano indicizzati, quindi che i motori di ricerca, in particolare quelli generalisti come Google, vadano a recepire queste immagini, vengono, come dire, messi fra parentesi, quindi restano in rete, ma se i motori di ricerca vanno a cercare quelle immagini non le trovano. Chiaro. Sono Anonimizzati e quindi non vengono convogliati nei nostri dispositivi, telefonini piuttosto che computer. Ecco, allora dicevo, se questo è ciò che accade nel mondo reale e la conseguenza è stata bloccare la diffusione di video diffusi senza il consenso, però video girati consensualmente, questa è l'ipotesi base. Abbiamo detto una cosa diversa, chi, come nel caso della ricettazione, un reato banale che esiste anche nel codice Rocco, senza aver partecipato al furto, però riceve merce che comunque non è lui il ladro, è un reato, diciamo, una conseguenza successiva. Ebbene, anche nel caso delle rappresentazioni telematiche possono essere diffusi questi video, queste foto, anche come comportamento ulteriore. Nel caso di pedopornografia, cioè di pornografia che ha oggetto minorenni degli anni 18, il reato è stato esteso eccezionalmente all'ipotesi in cui le immagini o i video siano realizzati in modo virtuale, quindi siano in tutto o in parte frutto di informazioni vere e vengano rielaborati. La Cassazione in ottobre 2023 ha condannato per questo reato anche l'ipotesi del fumetto che riguardi i minori, quindi un fumetto erotico. Sì. Ecco. Che viene diffuso. Che venga poi diffuso, certo. Quindi realizzato e diffuso. Fermiamoci un attimo qua, poi riprendiamo il discorso, sì. Volevo chiederlo anche al professore. Parlando sempre nuovamente del consenso, tante persone, appunto nel parlare di queste situazioni, dicono però c'è anche un'esaltazione dell'ego, ci sono minori, ragazzine che hanno piacere di essere anche filmate, riprese, cioè quindi
un consenso alla realizzazione, a volte una diffusione limitata, quindi si gioca veramente sul filo c'è un autocompiacimento, e lo sappiamo insomma quello che succede, tanto è vero che tutti questi filtri, anche per apparire migliori di quel che si è, diverso, insomma, ecco, che cosa c'è diciamo una cosa, collegandomi a quanto diceva l'avvocato, la legislazione specifica sui reati sessuali minorili è una legislazione che cerca e ci sta abbastanza riuscendo a stare al passo coi tempi, nel senso che è una legislazione molto più, come dire, più nuova, più specificata, eccetera, eccetera. Quindi io credo che ci sia una maggiore tutela, anche se ovviamente poi è il duro lavoro del magistrato, quello di capire effettivamente cosa è successo. Ci sono però delle zone grigie nel codice penale che non riguardano solo i minori, che certamente lasciano spazio a delle zone di non punibilità o di difficoltà di punizione, anche perché ricordiamoci che il nostro codice penale nella parte non riformulata è un codice del 1930, quindi abbiamo delle regole del 1930 che devono in qualche modo disciplinare, punire delle fattispecie nate in un mondo che è fantascientifico rispetto agli anni 30. Quindi lo stesso legislatore fa fatica a stare dietro e quindi si creano delle zone, come dire, dei buchi di diritto in cui a volte si possono aprire delle zone di non punibilità, come il tema iniziale della nostra chiacchierata, che è quello sul deepfake e il deep porn, chiamiamolo così, non so se sia una definizione sensata. E questo è un altro tema, cioè di quanto il diritto riesca a stare dietro all'evoluzione tecnologica. Ecco, quanto il diritto, ci arriviamo anche a questo, però abbiamo la pubblicità che incombe. Allora, qualche secondo, restate sempre con noi, canale 19, vi aspetto pochi secondi di pubblicità tra poco.